c'è questo paradosso di essere uno dei primi produttori di prodotti contraffatti, ma al tempo stesso uno dei paesi maggiormente colpiti dalla contraffazione, perché questo ovviamente va a scapito dei prodotti tradizionali del Made in Italy. C'è un ruolo della criminalità organizzata e lo dirò, c'è un problema dell'internazionalizzazione, sul fatto che un fenomeno che prima era locale e artigianale, oggi è una vera e propria industria e avviene sulla base di rapporti internazionali sullo scambio tra tanti paesi. Le ragioni perché bisogna contrastare la contraffazione sono state già ampiamente esposte. Mi soffermo soltanto sullo sfruttamento dei lavoratori, perché ovviamente c'è un problema di mancato rispetto dei contratti di lavoro, di mancato rispetto degli orari, anche di incidenti sul lavoro particolarmente rilevanti, e mi soffermo anche sulla gestione illecita dei rifiuti, perché le indagini hanno spesso verificato il fatto che connessa a questo tipo di produzione c'è anche uno smaltimento illecito in materia. La mia relazione si basa sul lavoro fatto dalla commissione d'inchiesta che è stata istituita nella scorsa legislatura, che ha effettuato un ampio giro di audizioni con rappresentanti del governo, delle magistratura, delle forze di polizia, dei rappresentanti delle associazioni di categoria, e ha presentato una serie di relazioni e proposte molto articolate. Il primo aspetto è sicuramente quello di un ulteriore potenziamento della legislazione, che ha sicuramente fatto dei grandi progressi, ma ancora risente di un'impostazione che si basava sul fenomeno della contraffazione come si era sviluppato nel secolo scorso, cioè appunto di carattere artigianale, legato a piccole aziende che erano dedicate alla contraffazione di prodotti. Adesso invece appunto è un fenomeno completamente diverso, e in questo si scontano dei ritardi anche a livello comunitario, perché è prevalsa fino ad oggi la preoccupazione che regole più stringenti potessero determinare effetti negativi sullo sviluppo economico, però ovviamente con delle conseguenze che abbiamo esaminato stamattina con molta puntualità sugli effetti negativi che questo tipo di contraffazione ha sull'economia reale. Le proposte della Commissione sono volte a riscrivere alcuni reati economici semplificando le fattispecie esistenti, introducendo delle nuove fattispecie penali, aumentando le sanzioni, ma non soltanto le sanzioni penali, ma anche altre forme di sanzioni accessorie. È stato fatto riferimento al problema della confisca dei prodotti, al fatto dell'applicazione delle norme sulla revoca delle licenze e sulla chiusura dei esercizi commerciali che praticano la contraffazione. Ma c'è anche un problema di maggiori poteri, se si pensa al fatto che spesso le indagini sono particolarmente complesse e che quindi certi strumenti, anche quelli delle intercettazioni, non possono essere utilizzati abbastanza per contrastare un fenomeno come questo. Sulla criminalità organizzata è stato detto stamattina, sul fatto che è un settore su cui la criminalità ha investito molto, proprio perché garantisce grandissimi profitti con rischi molto limitati, connessi anche al tipo di fattispecie penali esistenti, e utilizza da questo punto di vista delle modalità analoghe a quelle del traffico di altri cose come quelle della droga, utilizzando le stesse vie aerea, via navale e via ferroviaria per effettuarlo. E da questo punto di vista la risposta repressiva sicuramente necessita di un'azione comune a livello internazionale e comunitario, perché trattandosi di un fenomeno globale l'attività di un solo paese ovviamente sarebbe del tutto inefficace. C'è bisogno anche di un coordinamento a livello nazionale e a livello locale fra tutte le amministrazioni interessate, poi magari ci torno. E c'è un problema di controllo dei flussi finanziari, perché le indagini in legislatura hanno verificato che, collegato col fenomeno della contraffazione,
c'è poi un problema di trasferimento all'estero di somme particolarmente urgenti. No, sul sito dell'avviso pubblico esiste tutta la documentazione che ricostruisce il lavoro svolto dalla Commissione sulla contrattazione, le relazioni presentate, le audizioni svolte, le sintesi e quindi tutti gli argomenti cui ho accennato e che sono stati trattati stamattina possono essere approfondite. Mi limito semplicemente a ricordare che l'Osservatorio dell'avviso pubblico parlamentare è nato 3 anni fa proprio con lo scopo di monitorare tutta l'attività di Camera e Senato nei provvedimenti di lotta alle mafie e alla corruzione. E quindi ci sono schede sulle leggi approvate, sulle proposte di legge in discussione, sugli atti di indirizzo e controllo, sulle relazioni presentate alle Camere. Ho citato prima quelle della DIA, ci sono quelle dell'autorità anticorruzione. È tutto un materiale particolarmente utile per chi vuole affrontare determinate materie. La stessa cosa l'abbiamo fatto nella nostra sezione di documentazione per alcuni aspetti, in particolare non so, sulle infiltrazioni mafiose negli enti locali, sull'uso dell'interdittiva, sui beni confiscati, sul gioco d'azzardo. Esiste tutto un materiale molto utile che, a quanto abbiamo avuto modo di verificare, è molto utilizzato anche da parte delle amministrazioni locali e regionali per quanto riguarda l'applicazione e la realizzazione di buone prassi amministrative, recependo magari le esperienze positive realizzate in altri